Arrivano i giovani di Viva la Gente, 100 ragazzi provenienti da tutto il mondo il cui scopo è quello di trasmettere messaggi di pace, amore e fratellanza. L'accoglienza è avvenuta ieri sera in piazza Ugo La Malfa, dove ad aspettare questi giovani vi erano le famiglie ospitanti con cartelli colorati di benvenuto e con i nomi in codice identificativi. Un'ondata di gioia ed entusiasmo che giunge ad Agrigento ad un anno dai 2600 anni dalla fondazione di Acragas per dare inizio ai festeggiamenti. Un progetto come Viva la Gente che va in onda oramai da 54 anni, che ha messo insieme innumerevoli paesi nella logica in cui, lo ricordiamo, c'era allora la cortina di ferro e loro hanno abbattuto la cortina di ferro perché il loro vero messaggio è abbattere davvero i muri ideologici, gli steccati, i pregiudizi, e lo fanno portando questa ondata di calore, di gioia, che significa amicizia, che significa ospitalità, che significa gentilezza. Agrigento è stato realmente nella sua storia, non a chiacchiere, è stato realmente tutto questo. E nel 2017, quando ho fatto questo bell'incontro con Viva la Gente a Roma, ho pensato che questa iniziativa non poteva che essere quella più appropriata per aprire Agrigento 2020. Yeah, sure. So the message of Viva la Gente is to inspire young people through music and action to take positive change in their communities and be able to be the future people that people go to who can help the communities and create positive things in their environments and spread that to the world as well. Il nostro messaggio è un messaggio di pace che vuole invitare i giovani di tutto il mondo a condividere sentimenti di amicizia, di pace, di condivisione attraverso la musica, la danza, le arti performative. Mi chiamo Yaraj e sono dal Messico. Qui siamo Viva la Gente e rappresentiamo 20 paesi diversi. Il nostro spettacolo è per condividere il nostro messaggio di speranza e, per esempio, messaggi positivi. Il nostro spettacolo è al secondo 17 e 20:30 Teatro Luigi Pirandello. Noi stiamo con famiglie ospitanti e abbiamo avuto un fantastico benvenuto. Grazie mille.